Eder. Mech. Pallister. La notte mi sveglio e con la mano, magari sto quasi dormendo e vado alla ricerca di quello che non c'è più. È il terzo compleanno che non faccio con lei, 3 compleanni senza Liliana. E Liliana è sempre qui, è sempre vicino a me, io continuo a vivere in questa casa come se fosse qui vicino a me. Anche la nostra camera, io ho le sue cose, metto il suo cuscino, il suo pigiama, i suoi vestiti, i suoi cappellini, le sue cose, guarda, la sua bombetta. Dove andavamo noi? Prendevamo un sassolino, lo portavamo a casa, anche un sassolino piccolo, insignificante, però faceva parte di un nostro viaggio. Avevamo i topolini neri, eravamo come bambini, no? su queste cose qua. La mattina, quando sono andato via, e lei è venuta come sempre sulla finestra a salutarmi con i topolini che facevano così, no? Però c'è molta gente che ormai è convinta che la vostra storia d'amore non esistesse più. Parlano di cose che non sanno. Noi avevamo la nostra verità, le nostre cose che sono nostre. La gente non sa niente di questo. Mentre Liliana era semplicemente scomparsa, hai tirato fuori un alibi perfetto. Qual era la necessità in quel momento di averlo? Non so dirti questo, non lo so. Adesso a distanza di tempo ho dei vuoti. Per caso potresti aver sbagliato qualche dato quando hai inserito gli orari nella GoPro? No, questa è la GoPro, guarda. Tu usavi le GoPro da molto tempo, mesi se non anni. Come mai decidi di provare la GoPro 9 proprio quel giorno, avendola già usata a grado? Non potevo sapere che Liliana quel giorno sarebbe scomparsa. Ti prego, sono cose che comunque la procura ha già risposto. Io devo giustificare cosa, scusa? A chi? Dopo quel segmento in cui tocchi i 240 km/h con la bici, manca un video della GoPro. Come mai è stato cancellato? Tante volte ci sono cose che non mi interessano, che non mi piacciono, sono venute male, le cancello, insomma. Tu dici sempre che tutta l'Italia è dalla tua parte. Cosa pensi di quelle 2 o 3 persone che invece pensano che tu possa c'entrare con la morte di Liliana? Ma guarda, non me ne frega assolutamente niente, perché comunque io non ho niente da nascondere. Le domande che mi sono state fatte sono state risposte. Non devono chiedere a me, devono chiedere alla procura. Il problema del matrimonio felice la vedo duretta. L'unica cosa che desidero prima di tutto chiarire è che il fascicolo, oggi come oggi, è aperto per omicidio. Quindi la storia del suicidio per il momento dobbiamo fare l'incontrario, metterla da parte, perché un GIP ha posto altri 25 punti da chiarire per un omicidio volontario. Ecco, questo mi piace chiarire. Dalla tua finestra e dal tuo balcone si vedevano i topolini con i quali Liliana spesso salutava Sebastiano quando andava via? Sì, vediamo questa immagine sua dei topolini grigi che poi in un paio di giorni lui li regalerà. Regala tante cose che per Lily erano importanti, sai, sono cose veramente piccole cose, grandi cose, ma come fai a regalare le cose di Lily? Le cose di Lily che possono essere un vezzo, possono essere... ma tua moglie deve tornare. Tu non sai cosa è successo a tua moglie. Poi quello che onestamente mi chiedo, no? E allora si salutano con i telefonini, tutto quanto, però lui stesso ci racconta che la notte piangeva. Anzi, la teneva vicino. Non gli chiede naturalmente perché piange, ma lui sapeva che la moglie spegneva spesso il telefono perché qualcuno la importunava, qualcuno la stalkerizzava. E proprio il 14 lui stesso dice che spegne il telefono alle 15 a quella persona, che poi scopriremo che è Claudio, perché ansimava e pensava che fosse una persona che la stalkerizzava. Ma dico io, alle 17:37 lui mi chiama giù, dice preoccupato e non dice a noi, a me, a Salvo la prima cosa: guarda che ho bloccato un numero perché c'era uno che ansimava, lì gli stava succedendo questo. Poi naturalmente non lo vuoi dire a me, ma quando andremo giù in questura per fare la segnalazione, certo. Tra l'altro io manderò una mail alla questura, all'UPG SP, sì, dicendo con lui presente che Lily non può essersi allontanata volontariamente, quindi avevamo già dei dubbi su cosa può essere successo. Certo, non che sia allontanata, lui sa che c'è qualcuno che da giorni, da mesi, che so io, disturba Lily e non viene a dire una cosa così importante. A me sembra un momento strana questa cosa, abbiate pazienza. Lui sicuramente ha ragione nel dire che la procura, lui ha parlato con la procura, ha consegnato i video,
lui non ha consegnato la GoPro. E quindi se la procura a quel momento ha ritenuto di dire che non c'è nessun problema, che la GoPro non si può manipolare, non si può modificare la data, proprio in questo periodo sta emergendo, non da me certamente, neanche dalle persone comuni, ma parliamo di ingegneri, che un pezzo lui ha fatto in 13 secondi e non può essere con una bici a pedalata assistita, ce l'ho anch'io. Dico la verità, ho provato a fare anch'io, come dire, i calcoli, dopodiché quello che è anche molto importante, e lo dice l'ingegnere informatico, sì, non sicuramente sì. io, che la cella che prende alle 12:47 è a San Giovanni, proprio vicino al boschetto di Lilli, e non certamente dove si trovava il suo video in quel momento dove lui stava pedalando. Per noi quello, quindi, allora una cosa è certa, la data e l'ora si può cambiare, quindi adesso secondo me quello che bisogna fare è accertamenti molto approfonditi. Io non comprendo da 2 anni solo una cosa, perché il signor Sebastiano ha dovuto dopo un paio di giorni, e proprio a casa nostra, crearsi un alibi, a parte magari forse solo l'alibi, ma l'alibi perfetto. A cosa serviva a un uomo a cui è scomparsa la moglie un alibi perfetto? Oggi Liliana compie 66 anni, indifferente come e dove purtroppo, e io sono abbastanza convinto che se non succedeva quello che è successo, a quest'ora noi saremmo sposati e l'avremmo passato chiaramente assieme. Il mio alibi è che io sono a casa ad aspettarla, evidentemente. Io col mio telefono e con la mia macchina che aveva il satellitare a bordo, e con la mia macchina è rimasta lì fino alle mezzogiorno. Io ero a casa col cellulare, dove ero io? Ero là che l'aspettavo, lei doveva venire a casa mia, punto e basta, come tutti i martedì precedenti. I video della GoPro sono contraffatti? Non secondo me, ma secondo un esperto, e con ogni probabilità non sono state fatte neanche quel giorno, forse perfino giorni dopo o il giorno dopo, perché la data è stramodificabile. La centrale nucleare di Sebastiano la mattina del 14 sembra consumare poca elettricità. Il consumo è quasi zero, vuol dire che le macchine non erano in uso. Gli alibi di Sebastiano sembrano essere completamente campati in aria, ma come mai? Lo chiederò a lui. Lei non si è suicidata perché non poteva suicidarsi con i programmi di vita che noi avevamo. Il giorno 20 di dicembre o 19, noi rientrati dal weekend, il primo della vita, che avremmo trascorso assieme, e lei veniva direttamente a casa mia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.